vi avevamo annunciato che dovevamo sentire una importante consulente, la signora Daniela Falconi di Rosolina, che noi seguiamo le sue pagine in Facebook, vediamo che è anche abbastanza critica per quanto riguarda questa manovra. Ce ne vuol parlare? Beh, è una cosa vergognosa, comunque adesso entriamo nel merito. Prego, prego, dica. Allora, perché è una cosa vergognosa innanzitutto? Mi presento per chi non mi conoscesse, non so se l'abbia fatto lei perché non stavo seguendo la diretta, ma mi stavo preparando. Ma è meglio che si ripresenti, così titoli, onori. Sono Daniela Falconi, un dottore commercialista con uno studio in Rosolina, provincia di Rovigo. Sì, in questo momento credo di essere chiamata esclusivamente per parlare di materia fiscale. Poi che io sia critica lo sono di natura e questa manovra mi dà modo anche di esprimere il meglio di me, se possiamo così dire. Io ogni sabato, se lei ha avuto modo di seguirmi, faccio delle pillole fiscali dalla bicicletta piuttosto che dall'argine per divertimento, perché mi piace comunque raccontare a chi non è anche mio cliente, ma alla gente in generale, il fisco pret à porter, nel senso adatto a tutti, quindi anche quello che andrò a dire da qui innanzi sarà in modo abbastanza semplicistico quello che ci aspetta da questa manovra finanziaria, perché alla fine è trattasi di una manovra finanziaria o di un decreto emanato un paio di giorni fa. È volutamente detto decretino o... No, è un decreto, ma è un decreto piccolino, quindi è un cretino, un decretino, un decreto piccolino. Se ne si aspetta un altro in aprile, perché questo qui fa acqua da tutte le parti, però dico fin da subito che non ci si deve aspettare nulla di più, nulla di quanto, perché l'Italia non ha le risorse che ha la Germania, l'Italia non ha le risorse che ha la Francia o altri paesi. Mi giunge notizia per esempio in questo momento che la Francia dovrebbe aver sospeso le utenze telefoniche per i propri cittadini, adesso non ho conferme, però potremmo anche verificarlo, per cui se ci saranno anche delle modifiche a questo decreto, e ci saranno sicuramente, però la gente che si metta un attimo l'anima in pace, perché dovremo contare sulle nostre forze. Del resto, se ci sono i terremotati ancora nelle palafitte, come possono aiutare milioni di italiani che sono a casa, che rischiano il posto di lavoro, imprese che hanno chiuso, negozi che stanno chiusi da 20 giorni, cioè l'economia è in ginocchio, è già in ginocchio di suo e continuerà di questo passo ad affondare. Andiamo nel merito della manovra. Sì, prego. Se ha delle domande particolari, poi magari se riesco le rispondo anche, però intanto qualche pillola così qua e là. Ecco, la prima pillola che volevo chiederle, proprio nell'ultimo post che ho letto nella sua pagina, si parlava di famosi 600 euro. Ah sì. Prego. Ecco, arrivo anche lì, è una delle cose più richieste. Allora, innanzitutto per chi ha un'impresa a partita IVA, le scadenze fiscali, tutto quello che scadeva di pagare il 16 di marzo, abbiamo saputo il 17 marzo che c'era una proroga al 20 marzo, quindi dal 16 al 20, si tratta di 5 giorni lavorativi. Specificando poi che questi 5 giorni valevano solo per quelli che hanno un volume d'affari superiore ai 2 milioni di euro, quindi le imprese che avevano un fatturato di oltre 2 milioni di euro potevano pagare con ben 5 giorni di terminalità. Per tutti gli altri invece tutto quello che scadeva il 16 di marzo va al 31 di maggio e si pagherà in un'unica soluzione o in 5 rate. E la cosa interessante è però che a fronte di questa proroga di un paio di mesi per la maggior parte delle piccole imprese, perché stiamo parlando di piccole imprese, normalmente quelle che hanno sotto i 2 milioni di fatturato sono piccole imprese, una proroga quindi un paio di mesi del pagamento di INPS, IVA, INA e tutto quello che c'è dentro, contributo degli operai, l'Agenzia delle Entrate cosa prende in cambio? Si prende, ascoltate, 2 anni in più per fare la verifica alle aziende, cioè tu mi concedi 2 mesi per pagare e sono in ginocchio già di mio, perché se non lavoro non incasso, non c'è denaro fresco che entra, e tu agenzia ti conservi 2 anni in più per controllarmi. Questo è sciacallaggio fiscale, non si tratta di manovra, questo è un sciacallaggio. Le aziende sono già in ginocchio di loro e questi si permettono di prendersi 2 anni in più di verifica. Questa cosa non deve passare, perché credo
gente se stavolta non fa una rivoluzione, va bene che venga bastonato in questo modo, è necessario questo decreto almeno e non solo su questa parte venga modificato. Lei sa che il decreto appunto ha valenza immediata, ci sono 60 giorni per le modifiche, quindi io auspico che almeno in questa parte i 2 anni vengano tolti, o se no mi dai 2 anni, cioè 2 anni anch'io per pagare quello che non sto pagando adesso, sarebbe questo il minimo che possono fare. Brava, è vero. La cosa, dica. No, sottolineavo che è giusta la sua osservazione, sperando che possa essere accolta. Io so che la vostra associazione si sta muovendo da questo punto di vista. Sì. E quindi speriamo che riescano a muovere qualcosa. Secondo lei? Mi auguro. Secondo lei? Sì. Io spero proprio di sì, anche perché la gente comunque non li ha i soldi per pagare, cioè, non mi puoi concedere 2 mesi se non li ho, non li pago, fine, tanto alla fine mi si insegna che è il mondo dei furbi, ma non va bene così, è il principio che non deve passare, non mi possono concedere 2 mesi per non pagare e loro prendersi 2 anni in più per verificare, ma che cavolo stiamo dicendo? La cosa che è anche ridicola è che quelli che invece sono riusciti a pagare il 16 marzo, nei termini voglio dire, verrà fatta una menzione al MES. Cosa vuol dire? Che gli daranno come una medaglia per dirgli bravo, complimenti, hai pagato nei termini, quindi ti faccio i miei più cari complimenti. Passiamo all'altro argomento. Mutuo prima, arrivo anche ai 600 euro. Quanto tempo ho, Maggi, per facciamo parlare? altri 2 minuti, va bene? Ce la fa? Velocizzo. Allora, mutuo prima casa, anche questo è previsto per tutti i soggetti che hanno partita IVA, possono già chiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa fino a 9 mesi del mutuo. Anche qui vale solo per i soggetti con partita IVA, e quindi tutti gli altri poveri cristi non ne hanno diritto, però è prevista anche per soggetti che siano dipendenti, pagano il lavoro, quindi in casi estremi, di chiedere la sospensione fino a 18 mesi. Io consiglio però comunque a tutti quelli che hanno mutuo, che sia prima casa o azienda, di chiedere alla loro banca la sospensione del pagamento delle rate, perché le banche sono in grado di concederlo se vogliono farlo. Arriviamo all'indennità dei famosi 600 euro dell'INPS. Dell'INPS con un messaggio, il numero 1288 ha chiarito che non si farà il click day, perché inizialmente pareva che dovessi mostrare tutti pronti. Quella era una fesseria. Con il bottone, esatto, per cliccare che prima arriva primo alloggio, perché non c'erano i denari. Poi il presidente dell'INPS si è smentito, meglio, vabbè, si è smentito, ma forse si è reso conto che non poteva essere. Come funzionano, chi spettano? Innanzitutto è un'indennità che non è tassabile, non è tassata, non spetta a chi ha già il reddito da divano, il reddito da cittadinanza. E va presentato con domanda sarà disponibile entro la fine di marzo presso il sito dell'INPS, servirà un PIN. E a chi spetta? A tutti i soggetti che sono liberi professionisti senza cassa, i COCO, quelli che hanno la gestione separata ma non sono in pensione, a tutti i lavoratori autonomi iscritti agli artigiani, commercianti, coldiretti, mezzadri, coloni, ai stagionali che abbiano perso il lavoro dal 1 di gennaio 2020 al 17 marzo 2020. Adesso non pensiamo alle nostre spiagge, ma in montagna per esempio gli stagionali hanno perso il lavoro in questo periodo, e agli operai agricoli che nel 2019 hanno fatto 52 giornate lavorative, e a tanti altri. Quindi questo bonus di 600 euro spetta al titolare di partita IVA, non però, per esempio, penso a tante piccole imprese familiari composte da padre, madre e figlio, non per esempio i collaboratori di impresa familiare. Quindi se io ho un'impresa costituita da 4 persone, 600 euro spettano solo al titolare. Anche questa è un'altra stortura, e spero, ma non credo, lo credo per il resto, ma non credo per questo, possa essere modificata nel decreto affinché i 600 euro vengano erogati a tutti i componenti dell'impresa familiare. Non spetta per esempio attualmente a nessuno di professionisti con propria cassa. Pensiamo a tutti i geometri, agli architetti, ai notai, potrà dirmi notaio sarà anche ricco, ai commercialisti, agli avvocati, a questi soggetti attualmente la norma non concede alcunché, però si prevede che anche nella modifica
del decreto possa essere integrato, o almeno che le casse di questi professionisti, cassa geometri, cassa EMPAM, cassa avvocati, intervenga, perché la crisi c'è per tutti, questo è indubbio. Ho ancora un minuto per parlare dei 100 euro ai dipendenti Vada tranquilla. Boh. Allora, è prevista anche l'erogazione di ben 100 euro a tutti i dipendenti che hanno lavorato nel mese di marzo, perché sono stati costretti, tra virgolette, a lavorare perché l'azienda non ha chiuso, erano tenuti a lavorare, penso a tutti i ragazzi nel supermercato piuttosto che i farmacisti. Questi 100 euro di premio per il mese di marzo vanno ragguagliati a giorno, quindi se hanno lavorato 15 giorni gli spetta ben 50 euro. Facciamola, viene da ridere. Non da piangere, scusi il francesismo. Allora, altra cosa, per i soggetti che hanno chiuso il negozio o l'attività per obbligo di legge, quindi per i ristoranti, penso ai negozi di commercio di fiori piuttosto che di articoli da regalo e quant'altro, tutti questi soggetti che sono stati obbligati dal decreto a chiudere il negozio, se erano solo in affitto e hanno un affitto rientrante nella categoria C1, quindi il negozio, hanno la possibilità di avere un credito di imposta pari al 60% dell'affitto. Come funziona? Se io ho di affitto per il mese di marzo 1.000 euro da pagare, 600 euro li posso già compensare con quello che devo pagare in aprile, cioè invece di pagarti 2.000 euro di INPS, non lo so, di IVA, mi sconto già il 60% di affitto. Questo vale per chi è in affitto negozio chiuso per obbligo di decreto. Però, per esempio, se la lavanderia, che poteva stare aperta in marzo e il decreto consentiva che stesse aperta, ha deciso per sua scelta di chiudere, il credito non le spetta. Questo è quanto. Perfetto. Solettino, le chiamo sempre per voi, poi non so se c'era qualche altro interesse, qualche domanda che sia anche lei abbia. Ma casomai ci possiamo risentire, siccome vorrei fare questo appuntamento perlomeno fin quando finisce l'emergenza, fino al 3 aprile, se lei è disponibile, naturalmente, gentile ospite e graditissima ospite. Va bene, molto volentieri, se ci sono anche delle domande che le interessano ai suoi utenti, ben volentieri ve le posso esplodere, spiegare, per quanto possa essere utile, insomma, a tutti. La ringrazio, era Daniela Falconi, commercialista di Rosolina. Io invito a seguire la sua pagina Facebook se siete abitanti di Facebook, perché c'ha le pillole fatte bene come si deve in questo cos'è, un labirinto per capirne un pochino di più sul fisco. Il nostro fisco, non so se negli altri paesi il fisco è un po' più semplice, da noi c'è l'interpretazione per ogni cosa. L'erba vicino sembra sempre più verde, dico anche che tanta democrazia è quella che noi abbiamo avuto fin qui, a volte fa male, però insomma questo abbiamo e bisogna fare l'instabilità.